Cappelli, l'architetto Ru, giusto? Esattamente. Perfetto. Dell'assessorato del turismo, commercio e artigianato. A voi. Buongiorno a tutti, sono Donatella Cappelli e dirigo il servizio gestione offerta del territorio dell'assessorato del turismo. È un servizio abbastanza recente, sorto nel 2015 e ha l'obiettivo principale quello proprio di favorire la promozione dell'offerta turistica del territorio. Devo ringraziare tutti quanti preliminarmente perché oggi ci è stata data l'opportunità di sentire molti interventi e di avere molti spunti. I borghi sono stati praticamente l'oggetto della nostra attenzione e l'oggetto del nostro impegno per questi 2 anni e lo saranno ancora nell'imminente. Noi abbiamo cercato, attraverso la valorizzazione dei borghi, di creare una offerta turistica alternativa al balneare, perché noi riteniamo inoltre che promuovere i borghi non sia solo una nuova offerta turistica, ma sia un modo anche per promuovere una forma di turismo sostenibile, perché è ovvio che tutta questa concentrazione di turisti lungo le coste della Sardegna stanno veramente creando problemi per il territorio. Che cosa abbiamo fatto e come l'abbiamo fatto? Ci hanno dato un tempo abbastanza ristretto, quindi per ottimizzare il tempo a disposizione l'intervento sarà diviso in 2 parti. Io vi dirò qual è stata la nostra strategia. L'architetto Ru, che è coordinatore del settore offerta del territorio, si soffermerà invece ad indicare quali sono le iniziative più interessanti a parere nostro che sono state portate avanti. La nostra impostazione di lavoro ha trovato continuità e presupposto, diciamo, in quelle che sono le politiche nazionali, ma soprattutto nell'azione di impulso che ci è stata data dal nostro assessore, la dottoressa Barbara Giolas. Il nostro obiettivo è stato quindi quello di supportare queste politiche di sviluppo, che sono soprattutto politiche di destagionalizzazione, perché noi riteniamo che sia necessario e importante in questo momento valorizzare soprattutto anche alcune parti del territorio che per tanto tempo sono state sconosciute ai turisti. Nel 2017, anzi il 2017, è stato indicato dal MIBACT come l'anno dei borghi. Noi quindi, sulla base di queste indicazioni e sulla base di precise direttive che sono state impartite dal nostro assessore, abbiamo portato avanti delle iniziative che hanno inteso valorizzare alcuni borghi della Sardegna. Questa iniziativa è stata denominata Primavera nei borghi e si è posta come in continuità con l'iniziativa Borghi di Eccellenza, che era un'iniziativa finanziata dal MIBACT, dal Ministero, e un progetto che è durato 3 anni ed è partito nel 2014. Io ritengo che tutto quello che è stato detto stamattina era stato particolarmente interessante e ci sono stati alcuni spunti che veramente andrebbero approfonditi. Si è parlato tanto di borghi e si è detto anche che l'Italia è un paese di borghi, la Sardegna è un paese di borghi, ma io ritengo che al di là di queste dichiarazioni effettivamente i borghi possano rappresentare un momento di sviluppo. E questo mi sembra che trova conferma in molte iniziative che di recente sono state pubblicizzate. Ma secondo me il momento importante che noi stiamo vivendo, ed è per questo che oggi è particolarmente interessante per noi essere qui, è la disposizione contenuta nella legge sul turismo. Mi riferisco alla legge del 2017, la legge numero 16,
In questa legge che ridisciplina un pochino quelle che sono le strutture ricettive in Sardegna, le modalità di fare turismo, c'è un articolo che secondo me è molto importante ed è un articolo che dobbiamo costruire, anzi lo stiamo costruendo, ed è l'articolo 39. Il legislatore sardo ha voluto dare talmente importanza ai borghi e allo sviluppo dal punto di vista economico che possono rappresentare i borghi, che ha addirittura previsto l'istituzione di una rete. La rete dei borghi caratteristici della Sardegna. L'articolo è composto di 3 commi, ma in questi 3 commi, a mio parere, è racchiusa tutto il programma di un'attività molto complessa ed è soprattutto un'attività che dovremo andare a costruire, consentitemi di dirlo, noi dell'assessorato e voi. Perché l'articolo 39 prevede che venga istituito un elenco regionale. Come verrà istituito questo elenco regionale? È previsto un atto, un documento unitario tra l'assessorato del turismo e l'assessorato all'urbanistica. Non dimentichiamo che i borghi sono sì importanti per l'aspetto culturale, per l'aspetto identitario, ma sono molto importanti anche da un punto di vista urbanistico. Ecco perché il legislatore ha previsto l'intesa tra l'assessorato del turismo e l'assessorato dell'urbanistica, che presenteranno quindi un documento congiunto alla Giunta e la Giunta delibererà su questo argomento e quindi approverà le direttive. A quel punto l'assessorato del turismo dovrà praticamente tradurre in un regolamento quelli che sono i requisiti e le caratteristiche che devono avere i borghi. Ecco quindi perché questo momento di condivisione è molto importante, perché noi come assessorato dovremo andare a scrivere quel regolamento. Ovviamente verrà fatto sulla base delle linee che ci vengono date dalla Giunta, però di fatto dovrà essere effettuato questo lavoro. Noi non abbiamo ancora ovviamente alcuna informazione su questo documento, sappiamo soltanto che è proprio una questione di giorni e la Giunta delibererà. Però da alcune anticipazioni è emerso che si vorrà dare innanzitutto importanza all'identità dei borghi. Quindi verrà data molta rilievo alle caratteristiche, forse anche urbanistiche dei borghi. Ma quello che preme a noi come turismo è che sembrerebbe che verrà dato rilievo anche alle strutture ricettive e soprattutto alla presenza nei borghi di mestieri tradizionali, produzioni mi riferisco all'artigianato, quelli che erano i prodotti dell'artigianato, e alla presenza di filiere certificate di qualità. Perché la necessità di questo elenco dei borghi caratteristici della Sardegna? Forse per riordinare un pochino una compagine che è presente. Sappiamo infatti che nella regione Sardegna sono presenti borghi bandiera arancione, borghi autentici d'Italia, e quindi il legislatore ha ritenuto di voler dare una connotazione particolare a quelli che sono i borghi della Sardegna. Noi riteniamo che l'aver istituito la rete dei borghi possa rappresentare veramente un momento di sviluppo. Far parte di questa rete sarà molto importante. Per come si farà, ripeto, sarà una questione oggetto del regolamento, ma noi riteniamo che oltre a rappresentare un momento di sviluppo, il far parte della rete, o comunque il voler far parte della rete, potrebbe essere per i nostri borghi un momento di stimolo e di volontà a migliorare, a diventare qualcosa di più qualificato. Infatti oggi ci è stato ribadito più volte che quello che deve caratterizzare il borgo è un qualcosa di autentico, di tipico. Dottoressa, chiedo scusa, ma partiamo? Sempre per stare nell'autentico. Sì. Io sono Roberto Ru, come detto dalla dottoressa. Mi prendo la licenza poetica di interromperla, però
Sulla scia, diciamo, dell'intervento della dottoressa, diciamo che questo modello che sta emergendo e che sta emergendo anche sul piano normativo è un'idea, diciamo, di Sardegna che non è più ciambella col buco al centro. E quindi vogliamo utilizzare, diciamo così, il ragionamento sull'autenticità, utilizzando semplicemente la parola, ma anche un mezzo, diciamo così, più contemporaneo. E quindi a questo punto io vi faccio vedere un video che è la rappresentazione di una di queste linee d'azione che sono state portate avanti, diciamo, da 2 anni a questa parte nell'ordine della valorizzazione dei territori e dei borghi. Quindi adesso io mando un po', diciamo così, sollevo un po' il livello di attenzione con un po' di tamburi. L'audio. Solo un piccolo flash e poi passo la parola all'architetto. Giusto per comprendere, noi abbiamo cercato, nel momento in cui abbiamo voluto valorizzare alcuni borghi, di valorizzare l'intero territorio circostante, con le specificità del territorio. Dunque, possiamo ripartire, diciamo, dalla definizione stimolante che ci ha dato stamattina il signor Treu, il dottor Treu della Carnia, il quale ha utilizzato, diciamo, il termine sistemi anticipanti. Oggi mi pare che noi stiamo vivendo appunto uno di questi incontri anticipanti e apprendiamo in questa sede, come ieri e come oggi, che non c'è esperienza senza una idonea narrazione e che il compito forse di chi lavora all'interno del turismo è forse quello di rendere le narrazioni visibili. Mi spiegherò meglio. L'assessorato, con lo sviluppo di alcuni progetti di animazione territoriale a carattere regionale ed extraregionale, che ha realizzato in particolare rivolgendosi ai mercati, diciamo, dei paesi in lingua tedesca, continua a lavorare, e mi si passi ancora il termine, a rendere visibili alcune narrazioni che caratterizzano in maniera determinante la Sardegna. Con lo sviluppo delle stagioni, perché io non parlerei già più di primavera dei borghi, ma parlerei di stagioni dei borghi, di eccellenza della Sardegna, e parlerei ancora di questo progetto che è Territori del Vino e del Gusto, nelle edizioni che abbiamo visto nel 2017 e che vedremo ancora nel 2018, avremo in queste occasioni l'opportunità di mettere in luce che la Sardegna è parte significativa, ad esempio, del grande giacimento vitivinicolo italiano. E mi spiego ancora meglio, cioè la Sardegna è stata per tanto tempo fuori da un mercato turistico
che per esempio è l'enoturismo, per cui alcune regioni d'Italia fanno, diciamo così, una parte dominante, e la Sardegna, pur avendo partecipato, diciamo così, a questo grande corpo che è anche il patrimonio ampliografico della viticoltura, resta, diciamo, sul piano della promozione turistica assolutamente fuori. Quest'ultima narrazione è stata realizzata in particolare attraverso un felice connubio che è stato realizzato attraverso il sistema regionale, ovvero attraverso l'assessorato che ha unito le competenze e, mi si passi ancora il termine, ciò che stava in pancia delle agenzie regionali Agris e Laore. Agris per quanto riguarda le competenze che riguardano la ricerca scientifica e Laore per quanto riguarda le competenze che riguardano la promozione dell'agricoltura, delle imprese e dei territori. Attraverso il video che vi mostrerò successivamente affermiamo che l'assessorato ha svolto un ruolo convinto di sostegno, ad esempio alla forza divulgativa della narrazione di un progetto che si chiama Aquinas. Questo progetto narrerà appunto della possibilità di scoprire nuovi itinerari nella direzione degli ecosistemi e dei paesaggi vitivinicoli e affermerà addirittura che la Sardegna su questo terreno ha delle origini millenarie. C'è anche da dire che tutto questo va fatto, come diceva la dottoressa, sulla scorta, diciamo, anche di ciò che si muove a livello nazionale, ovvero che si afferma per la Sardegna come per le altre realtà territoriali una speciale domanda di soggiorno, ovvero tutto ciò che accade, diciamo, quando il bagliore della stagione estiva è spenta e quando il sipario dell'alta stagione, insomma, è chiuso. In questo tipo di ragionamento noi siamo entrati perché abbiamo iniziato a studiare qual era il fenomeno, diciamo, del turismo cosiddetto esperienziale, e abbiamo capito che potevamo inserire il nostro grande patrimonio di conoscenze sul territorio per poter raccontare questo tipo di turismo, di fruibilità della nostra isola. Chiedo scusa? Concludo subito allora dicendo che attribuire valore al cibo e alle filiere certificate di sicurezza e qualità alimentare costituisce e costituirà sempre di più un elemento qualificante della nostra narrazione visibile, di ciò che andremo a rappresentare della Sardegna, e che questa narrazione racconta delle nostre origini di comunità, racconta della nostra millenaria capacità di elaborare risorse territoriali e di curarci del nostro paesaggio e di riscoprire quindi la nostra identità, la nostra autenticità e la nostra bellezza. Per cui adesso vi mostrerò un video. Interrompere solo un secondo. Allora, noi siamo molto fiduciosi su questo nuovo documento che dovrà essere deliberato dalla Giunta, ma riteniamo, e ne abbiamo motivo di crederlo perché nei progetti che sono stati fatti ne abbiamo avuto risultati positivi, che è fondamentale, se vogliamo costruire qualche cosa, che ci sia collaborazione a livello di istituzioni, collaborazioni con le amministrazioni comunali e collaborazioni con tutta la collettività. Grazie. Adesso mandiamo. Se parte. Visto. Eccolo. Una vite di 1000 anni. Antica, la più antica in Europa, la più antica nel mondo. Ma c'è una storia ancora più antica, storia di vendemmie, di quando Sardegna era forse Atlantide, di costruttori di torri, delle loro navi, dei loro vini nel Mediterraneo. Chissà il colore, l'aroma, il gusto. E dalla
storia di vigne intrecciate a paesaggi e a nuraghi. E dalla genetica conferme e certezze. Autoctoni il Cannonau, il Vermentino, il Nuragus, il Carignano, che altre storie attribuivano ad altri popoli di passaggio. Autoctoni ceppi e vitigni di cui erano persi anche i nomi. È questo Aquinas, il progetto di Agris che ha identificato e caratterizzato geneticamente oltre 150 vitigni, un tempo diffusi nell'isola e dimenticati. Tanti, e in gran parte presenti solo in Sardegna, unici, e molti tra questi saranno iscritti al registro viticolo nazionale e presto assaporeremo di nuovo i loro vini. Vini a forte connotazione identitaria, vini antichi per palati moderni, ottimi vini per nuovi fasti della vitivinicoltura della Sardegna. Bentornata Alvarega, buongiorno Granazza, o ci sei anche tu Licronaju? E laggiù vedo anche Monica Bianca e Cannonau bianco e dorato. Ciao Argumannu, benvenuto Caddio Bianco. Che bello vederti, cranaccia russa. Buongiorno Codronisca. Greguniedu, da quanto tempo? Ben trovata Gina de Tresbias. Ti trovo bene Nia da carta? Come sei bella, Ape Sorgia. Ciao Galoppo. Bentornati tutti. È una grande festa per la Sardegna. Saluti. Aquinas, antichi ceppi per nuovi vini. Genius Loci della Sardegna. Grazie. Tourism Call to Action. 7 incontri formativi per la crescita turistica della destinazione Sardegna. Iscriviti su www.aeroportodiolbia.it.